Mamma mia, che sogno. Cioè, perché quando sto, diciamo, nelle mie zone, il fatto di vivere in camper è normalità assoluta. Però quando vado in posti non lontani, non c'entra assolutamente niente lontani. Sì, lo so, è tutto buio quello ci sto. Ma in posti sconosciuti, tipo Agordo, non è lontano. Però non c'ero mai stato io a Agordo, in questo parcheggio, nella città, eccetera. E quindi mi sento come... provo quella sensazione di quando inizi un nuovo libro, no? Che ti devi preparare il palato ad una storia completamente nuova, no? Un modo di pensare nuovo. E non so, c'è questo senso di piacevole, tranquilla avventura, metà goduria. Bellissimo. Brrr, che freddo fioi stamattina. Ci voleva freddo, desolazione, il can che tira, guarda com'è che tira, guarda il nonno si butta per fin in rio, e pioggia. Ah, è bellissimo. Ma che simpatica Agordo, cioè anche da qua, guarda che cartolina. Dica Vigesa che assistema e che marmita, porca miseria, non ti senti che ripeto che fa? Guarda che albero strano, che tutto sto rigonfiamento verso l'alto, guarda anche i funghi, guarda, aspetta che te zoomo, vedi i funghi, bello, che forte, guarda sta casa qua, guarda, e anche sta qua, guarda che misteri, guarda che bello, faccio i cammini, attento, che stiri i cammini su Spans, guarda, tac. L'edificio con i cammini strambi che hai appena visto lo trovi come Palazzo Crotta su Google Maps. Arano una fontana coi gerani. E questa chiesa che è molto strana perché ha i due campanili, un po' come certe chiese nei paesi dell'est, adesso non so di che religione. Si chiama Chiesa Evangelica Dioconiana, che per quasi una bestemmia, di Agordo. Guarda qui i mezzi piccolini che puoi fare la van life in centro, lui si mette là e fa van life là. Andiamo a vedere un attimo se noi edrio far messa, che dopo è buoni anche di offendersi, come vuoi skai subito. Adesso mi manco entrare. Sti caveccio. E lei suore. E tu. Guarda che bello sto baretto, gli alimentari tipici. Cos'è sta roba? Andiamo a vedere. No, andiamo a vedere cosa. Non si entra da qua. Rustico della Torresella, Sigoletto. È che si sono dimenticati di fare la porta, c'è il marciapiede talmente stretto che le macchine mi vantano l'ombrello. Forse se entra da qua, no, bed and breakfast, c'è proprio dietro sto muro qua. Ara. Le femminate una volta ce l'avevano su quei delfini, vedi? E dopo manca scattita. Sperando di non essere frainteso, è tutto bello, ma il bello è qui, è tutto qui attorno alla piazza. Continuo a insistere, e no, non mi pagano quelli di Komoot, a scaricarti quell'app che è un social network delle passeggiate e dei giri in bicicletta. Se tu non vai in giro in bicicletta e vuoi semplicemente far vedere cosa c'è da passeggiare di bello, magari soprattutto di solito in mezzo alla natura, qua, anzi il 99% delle volte in mezzo alla natura qui attorno, ti scarichi il Komoot, gli dici tra le varie tipi di attività, passeggiate, escursionismo, e basta, ti trova tutti i percorsi già fatti, tu li vedi, la rapidità, i chilometri che ci sono da fare, e casomai se non riesci a farti l'anello ne fai un pezzettino e poi torni indietro, è utilissimo. Metti in pausa se vuoi leggerti un po' di storia, altrimenti io avanti, nessuno ti obbliga. Questo è l'Instagram e questa è la realtà. È un modo di dire Instagram contro realtà, in quanto nei social network ti fanno vedere le cose solo così, nascondendo la normalità e accentuando l'emozionale. E in realtà poi è un'altra ciao. Altrimenti prendi, ti fai non so quanti chilometri per andare in posti deserti dove non c'è niente di nessuno, ti metti là, che te senti e ti dici guarda che so figo, so bello, so fotomodeo. E ce n'è gente che fa così, sai. Il problema è che la maggior parte di loro lo fanno per farsi vedere, per mettere poi sui social la foto che sono in mezzo a niente. E dici, vabbè, e dopo là che cazzo fai? Appunti camperistici, a parte che l'unico mona qua sono io. Se piove e non c'è particolare vento, gelo, sole che batte, che cazzo metti l'oscurante?
sai che adesso tiralo tu dentro tutto stonfo, hai capito? E arrotolalo. Vabbè, ho fatto la minchiata, che la mia minchiata sia d'aiuto agli altri, porca troia. Boia, è scoppiato un tuono, sono qua con la tachicardia. Non tocco. Ma hai sentito una bombata così, ma proprio una bomba. Una bomba. Neanche i petardi a Napoli mi fa ste robe. Boia. Oh, tachicardia veramente, cazzo, è stato ultra potentissimo. Ad ogni modo, ragazzo, se non devi farti lunghe, e ti assicuro che sono lunghe, passeggiate nella natura, sto perché la natura si là, o giri in bicicletta, e anche quei lunghi, Agordo lo terrei come punto di passaggio. Bellissimo il centro, hai visto? Bellissimo, però insomma relativamente piccolo, quindi c'è relativamente poca roba da fare e vedere, e quindi secondo me una giornata dai è più che sufficiente, una notte, una mezza giornata, quindi arrivare alla sera, fare il giro serale, vai a dormire, e poi la mezza giornata e prima di cena secondo me riparti. I dispositivi di sicurezza non sono mai abbastanza, quindi legati anche una corda quando sei dentro, qualcosa di veramente robusto. No, ovviamente qua da Agordo non serviva assolutamente, però era così giusto per iniziare a abituarsi, perché purtroppo, come hai avuto modo di notare, l'Italia ormai sta scomparendo e quindi bisogna prendere più precauzioni possibili. In casa Singano, è un condominio ora, quanti altri ha a casa dove cagomi? Un quartiere residenziale. Oh, dai. No, però scusa un attimo, tanto il centro di Agordo l'abbiamo visto, percorso paesaggistico di là, che serie idea? Andiamo via? Che forte, la palestra all'aperto. Insomma abbiamo detto andiamo di qua. No, Nord walking, il giro è di 2 ore e mezza, no, non sono assolutamente predisposto a queste cose, no. Ara gli alberi dei pomi. Sì, gli alberi delle mele, tipo il film. Ah no, era il tempo delle mele. Areo qua. Le poesie moderne. Sostanzialmente questo cuore infranto dice che si accontenterebbe di avere una ragazza che lo sostenga economicamente per poter prendersi la marijuana. Bellissimi sempre sti sentieri che finiscono cartella proprietà privata. Tu che sia da camminare in bordo tangenziale là, può essere, sì. Vabbè, insomma, mettete d'accordo, altri è proprietà privata con quelli del comune che mette i cartelli del sentiero, che cazzo. E rieccone qua. Come zona dell'ospitalità diffusa, che ha messo 50 cartelli di proprietà privata il tipo. Vabbè, comunque, sentiero molto particolare, in parte a tangenziale. Mi fa morire ste robe. Vabbè, dai, l'importante è fare un po' di moto. Guarda che fioretti. E questa alle mie spalle, come ti anticipavo ieri, è la famosa Luxottica, famosa nel senso che è stata menzionata più volte per come tratta bene i propri dipendenti, e non è sarcasmo, cioè proprio li tratta bene. Per la serie è una delle aziende modello, diciamo, ecco, e produce occhiali. Mi seguo? Sì, dai, a parte che il kiwi svuota tutto, ma è un insieme di ciclabili marciapiedi. Arapomi. Serve pomi? La peresci? No, pensa. Ma sì, dai, vai in Mona, nel complesso è piacevole, fatela la camminata, dai. Nulla a che vedere con i soliti paesini e paesaggini e passeggiatine di montagna, però insomma da noi si dice piuttosto e niente, ma io piuttosto. Oh ragazzo, se te la fai a Pinini, non arrabbiarti con me se magari non ti piace, considera più è una ciclabile, beh c'è anche scritto, quindi sì, è una pista ciclabile, ovvio che a piedi non arrivi e vedi subito, no, i paesaggetti, le nature, i ruscelletti e quelle robe là, no, è così, in bordo strada è una ciclabile. Montalt di Framont è il nome. Guarda che acqua strana, torbida. Sono particolarmente amanti della droga qua. Oh, guarda che vari mussi, via subito i mussi. Tutta un'altra roba qua adesso, bello bello. Ciao musso, guarda il musso. Che bello il musso, quanto mi piace il musso. No da mangiare, perché è un animale veramente molto coccolone. Ciao Stellina, ciao, ciao anche te. È il telefono, volevi mangiare il telefono? Guarda. Spusso, messo anche a lavare, ma dai. Sì, che forte. Vieni qua che ti gratto. Scendi qua.
Scendi qua. Urco, guarda, a pianta de masse chiodate. Vedi mia avrai spandere dentro. Che fai tu? Ah, le tutti spunzotti, come hai fatto? Non te la fa, vedi tu? Come hai fatto andare dentro? Guarda che bei fioriti per orchidee questi, perché di solito non è una regola, ma spesso ci stanno dentro i ragnazzi. Anche qua come Padova mi sembra buoni a fare i murales, mamma mia. Ara che bello, su e su come a pedal beat. No, bello, accidenti, vedi? Mi stavo comportando un po', spero che nessuno offenda e si offenda, come i camperisti che arrivano in un posto e stanno fermi là, seduti fuori col tavolino e al massimo fanno 1 chilometro attorno al camper, e ovviamente se non trovano subito qualcosa di emozionale e di bello dicono che posto di merda. Poi, guarda qua, lasciando camminare, sono arrivato alla prossima destinazione, che era quest'area camper che dovrebbe essere qui a destra, e anche qua devo capire come mai è gratuita, sicuramente sarà a pagamento, o anche qua non funzionerà il carico e scarico. Arrivo qua, wow, è anche a fianco al ruscelletto. Ecco, è a pagamento, difatti mi pareva 1 euro lavaggio pozzetto, 1 euro lavaggio scarico cassetta, 50 centesimi per 90 secondi di fornimento acqua potabile. Alla fine bocciatissima perché i parcheggi sono tutti storti in discesa. No, trovo i posti decisamente meglio. Peccato perché era collegata alla ciclabile, diciamo, no? Hai visto? Io non dove si è messo quello. Andiamo a vedere. Guarda che bello quel campanile. No, fermo, era qua che ce n'è un'altra decisamente meglio. Sì, allora però la sbarra è aperta lì. Vediamo se funziona il rubinetto dell'acqua. C'è anche la corrente. Posizionarsi con il veicolo, ritirare il ticket, parcheggiare. Ma secondo me tipo se non paghi le telecamere ti mandano. Hanno fatto il carico e scarico di là. No, guarda il rubinetto qua. Ma io posso attaccarmi anche da fuori, vediamo se funziona. Ho bisogno sempre delle monetine. Io cerco sempre i posti gratuiti perché non so, mi dà quella sensazione di libertà, capito? Costa niente pagargli quelle 5 euro quel che è per l'acqua. Vabbè, peccato. Quindi bocciatissima, e parcheggiati ad Agordo e poi ti muovi a piedi o in bicicletta. A Rai Gerani non è sempre per di là, ma trovi poi anche su Google Maps c'era il laghetto delle Peschiere, un posto apparentemente incantato ma troppo distante, a 45 minuti a piedi. Non lo voglio. Che simpatica maschera satanica. Questa mi sembra una di quelle presse di Maniago per fare i coltelli, è fatta uguale. Qua mettevano lo stampo, anche perché se cerchi aree camper a pagamento ci sono un sacco di app e siti. Da me trovi l'abusività. Quell'edificio stranissimo, eccolo là, quello è Pala Luxottica, non so se vi ho chiesto cos'è, sono fermato un po' a documentarmi, è un centro congressi fatto dalla Luxottica, cioè Pala Luxottica, ma è da dedurre, no? Il quale ha vinto anche dei premi per il design, per la struttura, per l'architettura. Ho segnato anche sto parcheggetto nelle mappe, nulla di che, ma è attaccato alla ciclabile e l'entrata dalla strada principale è tipo 10 metri, 12, quindi saluta Agordo che adesso te porto a vedere un'altra bella robetta. Ripartenza destinazione Sottoguda, pare a quasi a fare un telegramma. Che vita strana, cioè io quando voglio vivo in giro. È pieno di parcheggi gratuiti per i serraj di Sottoguda, però questo ha anche il rubinetto. Che freddo che fa fuori, si muore dal freddo, sono i primi di agosto. Questa mi sembra una buona visuale. Purtroppo in quella del lavoro c'ho il vicino qua. Vabbè, magari andrà via, mi metto io là, così ho le viste montagna. Qua anche sto ristorantino baretto e a vista dal cesso vediamo, beh sì, il torrente. Metti a fuoco il telefono del cacchio. E il rubinetto, quello è il rubinetto dell'acqua che ti dicevo, vedi? Cioè viene giù, vabbè, però per riempire 5 litri, insomma, ci vuole, probabilmente fa tipo, non so, 3 minuti, 5 litri, 3 minuti. È un esercizio zen per imparare ad assaporare la vita correttamente.
E vabbè, dai, mega piadinazza, aglio, olio, cipolla, pomodorini, mozzarella, cotto e salsa rosa che sto finendo, aromatizzata al prezzemolo. No, il prezzemolo come si chiama? Quello della pizza, l'origano. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento. Dite che spendi stipendi, stipato imposti stupendi, tra culi, succubi di bittorrendi, succhi brandy e ti stendi dandy. Non mi comprendi, senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy. Prendimi, per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento. Essendo amico di Bardam Bembo, sono un silenzio che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo. con l'autoradio, nell'auto cauto resto, faccia a faccia con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro, con validi manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco e mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che si finisce a parlare di gigroboy delle strade di San Francisco. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori dal tunnel del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento.